Pace e bene, un saluto a voi, fratelli e sorelle presenti, e a quanti attraverso la TV da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. All'intercessione di San Leopoldo affidiamo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo la Santa Messa con il canto Popoli tutti acclamate, numero 21 del libretto dei canti. Mio Dio, Signore, nulla è pari a te, ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amor per me. Mia roccia, tu sei, pace e conforto mi dai, con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò. Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re. Mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, o Signore. Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con te resterò. Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi ai tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. I giorni di Davide si erano avvicinati alla morte ed egli ordinò a Salomone, suo figlio: io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore, tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e le sue istruzioni, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in tutto quello che farai e dovunque ti volgerai, perché il Signore compia la promessa che mi ha fatto dicendo: se i tuoi figli nella loro condotta si cureranno di camminare davanti a me con fedeltà, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima,
non ti sarà tolto un discendente dal trono di Israele. Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. La durata del regno di Davide su Israele fu di 40 anni. A Hebron regnò 7 anni e a Gerusalemme regnò 33 anni. Salomone sedette sul trono di Davide, suo padre, e il suo regno si consolidò molto. Parola di Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio di Israele nostro Padre, ora e per sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Tuo è il regno, Signore. Ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu domini tutto, nella tua mano c'è forza e potenza. Con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere. Alleluia. Alleluia, alleluia. Il regno di Dio è vicino, dice il Signore. Convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti immondi. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare 2 tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene, scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Popoli tutti, lodate il Signore. Così abbiamo iniziato questa celebrazione. Ma come si può lodare uno se non si conosce? Allora c'è bisogno di conoscere il Signore. E per questo il Signore invia, dopo d'avere Lui annunciato la buona notizia, il Vangelo, chiama a sé i 12 e prese a mandarli a due. Prima di arrivare all'invio ufficiale, dopo la risurrezione, andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo ad ogni creatura.
ma già nella sua vita all'inizio siete stati con me, avete accolto, ma non sono venuto solamente per voi, ma perché attraverso di voi il Vangelo venga annunziato agli altri. E quasi li prepara. Avete ricevuto, donate. Portate, non avete bisogno di chissà quali cose, anzi, lasciate da parte tutte le cose che non sono essenziali, perché dovete portare voi stessi, la vostra testimonianza, la vostra vita. Avete ricevuto gratuitamente donate. Ma questo il Signore lo fa anche per ognuno di noi. Il Signore ci invia a portare quello che abbiamo ricevuto, la nostra esperienza, non la nostra scienza, ma la nostra testimonianza di vita. Ognuno di noi è mandato, ognuno di noi è missionario. Questa è la nostra vocazione e non dobbiamo aspettare di essere preparati e chissà. La preparazione è la nostra vita, la nostra testimonianza. O Signore, dammi di non pensare solamente a me, ma quello che ho ricevuto da te lo possa gridare, dice Gesù, sui tetti, dappertutto. Ascoltino o non ascoltino, annunciate, fa bene a voi, oltre che fa bene agli altri. Ci uniamo all'offerta del pane e del vino cantando assieme. A te, Signor, leviamo i cuori, a te, Signor, noi li doniamo. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Quel vino puro che t'offre la Chiesa forma la gioia dei nostri bei colli. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale. Li deponiamo sull'altare perché diventino sacramento della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli come un tempo ai discepoli ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, con tutti i Vescovi, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità, di libertà, di giustizia, di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, di Gildo e di tutti coloro che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e degli altri nostri defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Leopoldo e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, Ma di soltanto una parola e sarò salvato. Canto di comunione. Maria, tu che hai atteso nel silenzio. Numero 159. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo, unico pastore della tua Chiesa. Per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa, c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, dicendo è vicino il regno dei cieli, guarite i malati, mondate i leprosi, rendete la vita a chi l'ha perduta. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa, c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. Vi è stato donato con amore gratuito, ugualmente donate con gioia e per amore. Con voi non prendete né oro né argento, perché l'operaio ha diritto al suo cibo. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa, c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.
Sanctificetur